con Brescia che rimette nuovamente il muso in avanti. Flaccadori prova a partire 1 contro 1, si ferma Atkins, non si chiude il dai e vai. Allora il 44, il maglia Trento si mette in proprio. 12 complessivi per Matteo Spagnolo, più 6 dall'altra parte. Burns riceve sotto canestro per il sottomano, scambiano Nikolic e Della Valle, poi Della Valle punta Atkins, si ferma CJ Massimo che va fino in fondo, prende il canestro e anche il fallo. L'ex Limoges, lo schema con i giocatori piazzati, va Della Valle fino in fondo, riesce a trovare in qualche modo il taglio ancora di Ladurner. Flaccadori però fa confusione, perde palla, però Della Valle supera la metà campo in palleggio. Ultimi 2 minuti del secondo quarto, Della Valle si alza in sospensione da 3, il compagno di squadra, e poi dall'altra parte Moss in qualche modo va a tirare sbagliando, però è bravo stavolta Atkins a tenere bene in difesa. Poi Flaccadori si ferma al limite dell'infrazione dei passi, che non ci sono, però si alza Drew Crawford, poi scarica per Gragiulis che ha spazio, può alzarsi da 3 sbagliando, però tap out che favorisce Trento. Extra possesso per i padroni di casa. Lockett, arriva proprio Massenburg, c'è Forrai su di lui, pronto l'aiuto di Atkins, poi sbaglia tutto Massenburg perché è bravissimo Udom a soffiare il pallone, andare. Nikolic si ferma, tira in sospensione, tira corto, però Flaccadori spinge il contropiede per Trento. Flaccadori si alza da 3, Petrucelli sbaglia perché Flaccadori è sulla linea di passaggio, recupera il pallone, poi si ferma, scarica per Forrai che va fino in fondo. Atkins si incarica, Crawford, Della Valle si ferma, si appoggia su Odiase, cambio difensivo, c'è Atkins su Della Valle che tira, non so come, da 3 punti, trova un canestro pazzesco Medeo Della Valle. Lunetta, Flaccadori, guardate il canestro da 3 punti di Della Valle, Spagnolo, c'è Della Valle su di lui, prova a partire Spagnolo con la mano sinistra, poi si ferma, ancora per Udom, quindi Crawford per Spagnolo, si alza da 3 punti, Matteo Spagnolo per far uscire probabilmente Massenburg, esce invece Gabriel che si alza da 3, sbaglia Gabriel, si lotta al rimbalzo, bravo Massenburg che prende la stoppata da Atkins, poi lotta ancora, prende un altro pallone, riesce a trovare in qualche modo, finisce qui 8-3, 7-6, vince Trento contro la squadra fresca vincitrice della Coppa Italia, ma Trento non fa sconti.